La curva influenzale abbiamo elaborato i dati questa mattina, abbiamo visto che abbiamo superato il picco e che è in decremento, quindi tutti i dati sono in diminuzione. Segnato dalle tragedie degli ultimi giorni che hanno visto anche 4 decessi a causa dell'influenza, è stato elaborato oggi il nuovo bollettino settimanale regionale che vede un calo generalizzato dei contagi, ad eccezione di un piccolo aumento nella fascia degli ultra 65 anni. Il virus che circola e che ha costretto a letto solo nell'ultima settimana 54.000 veneti è l'H1N1, impropriamente definito quello dell'influenza suina. Adesso non è il virus dell'influenza suina, quindi non è un nuovo virus introdotto come virus circolante, ma è il virus stagionale dell'influenza che circola tra l'altro da diverse stagioni. Di certo, in questo momento in Veneto stanno comunque circolando più virus, influenza, Covid e sinciciale, ed il monitoraggio del sistema Sentinella degli accessi al pronto soccorso per motivi respiratori evidenzia una crescita del 10% rispetto al periodo pre-pandemia. Nella Marca sotto pressione soprattutto le medicine e le geriatrie, con tassi di occupazione tra il 90 ed il 100% ed un 60% di pazienti ricoverati dopo essere stati contagiati dal virus influenzale. Bassa anche in provincia di Treviso l'adesione alla vaccinazione, ma c'è ancora tempo per immunizzarsi. Il consiglio che diamo alla popolazione è che se hanno sintomi è bene restare a casa e poi di utilizzare sempre le misure di igiene respiratoria, quindi il lavaggio delle mani, e se si trova in ambienti affollati e si è a rischio o con sintomi di utilizzare la mascherina. C'è ancora tempo per potersi vaccinare, questo soprattutto per i soggetti a rischio.